La crisi ha riposizionato, diciamo, ha recuperato più posti al femminile che al maschile. Se nel corso di questi anni economicamente travagliati era previsione diffusa che dopo questa crisi niente sarebbe stato più uguale a prima, chissà se qualcuno aveva in mente anche il dato occupazionale nel quale a sorpresa quest'anno le donne venete battono gli uomini. Rispetto al 2008, quando iniziò la crisi, ci sono 9.460 donne occupate in più e 22.760 uomini in meno. La CISL ha scelto proprio l'8 marzo, la festa della donna, per diffondere questo dato. Dal 2008 l'occupazione era continuata a calare fino al 2014, anno in cui è iniziata la risalita, e su questo fronte si registra un dato importantissimo che riguarda tutta la regione. Abbiamo visto che l'intervento della legge di stabilità ha riportato le assunzioni nel Veneto agli stessi livelli del 2008, vuol dire 130.000 assunzioni, più di 130.000 assunzioni in Veneto a tempo indeterminato. Vuol dire che per il Veneto l'impulso forte della legge di stabilità tramite il Job Act ha funzionato, ha risposto adeguatamente. Un altro dato importante riguarda la questione dimissioni in bianco. L'introduzione delle dimissioni telematiche, ossia abbiamo cancellato con le dimissioni telematiche ogni forma di dimissione in bianco. Questo ha favorito sicuramente le donne e l'abbiamo riscontrato nei dati che presentiamo alla ricerca.